In questi giorni è tornata alle gare Antonella Capriotti dopo la doppia maternità, 2 gemelle. E dalla quinta alla seconda dei mondiali, Niurka Montalvo, Cuba, che aveva fatto un po' tremare Fiona May all'ultimo salto di Göteborg. Fiona May 6,98 ventoso, subito dopo è arrivato quello di Niurka Montalvo, che bastava per il secondo posto ma non per il primo. Secondo salto Montalvo. Nullo. E comunque un salto fatta sperare alla medaglia. 6,42 il salto di Fiona May con una bava di vento a favore. Ricordava Tilio Monetti ha il record del meeting di 2 anni fa, allora era ancora per l'atletica cittadina britannica. Subito dopo, alla cittadinanza britannica, sempre per l'atletica, ha unito quella italiana. E ora Fiona May rappresenta solo l'Italia. Ma andiamo a vedere Valentina Occhetto con questo vento che gira un po'. Ed è per questo che Valentina aspetta la bava favorevole. Secondo salto Valentina Occhetto. È l'ex primatista italiana. È un buon salto, al limite forse o forse oltre. No, bandiera bianca, salto valido. E ci sono 3 buone atlete su questa pedana. È una buona chiusura, queste gambe lanciate là in avanti. Una buona gara con la prima, la seconda e la quinta dei mondiali. 6,65, buono, ed è il record del meeting. Più 1,4 di vento a favore. Per 1 centimetro è il record del meeting. È una buona pedana, diceva prima Attilio, ed è una Valentina Occhetto piuttosto in palla. Sì, certo, ha dimostrato tutto il suo valore in questa stagione, ma anche nel passato. Tu Braiani l'hai ricordato, 3 volte primatista nazionale, da 6,62 fino a 6,80, poi è arrivata Fiona May.